Considero un dono di Dio il fatto che la prima domenica del mio servizio come Vescovo di Roma sia quella del Buon Pastore. Sembra quasi un segno del destino che la prima domenica da Papa di Leone XIV sia proprio quella del Buon Pastore. Lo sottolinea il Pontefice dalla loggia centrale delle benedizioni della Basilica Vaticana affacciandosi su Piazza San Pietro per il suo primo Regina Coeli. E nelle parrocchie della Marca, durante le messe eucaristiche in questa quarta domenica di Pasqua, la parabola è suonata come un augurio al Santo Padre per il suo ruolo di Buon Pastore della Chiesa. È una coincidenza, ma non voglio vedere semplicemente una casualità, una coincidenza provvidenziale che il primo giorno da Papa, con il nome di Leone XIV, si ritrovi ad ascoltare e a commentare per i fedeli tutti il Vangelo del Buon Pastore. Io sono il Buon Pastore e noi sappiamo che il Papa più di tutti, ecco, nel servizio dell'autorità, della gerarchia ecclesiastica, è il primo proprio a dover incarnare questo comando del Signore, io sono il buon pastore, perché ha affidato la sua Chiesa proprio al successore di Pietro, Gesù. Per cui penso che sia davvero un'emozione, ma anche si sente anche tutto il peso, davvero anche la parola di Dio domenica gli ricorda: guarda che sei il buon pastore di tutta la Chiesa. Un compito importante, quello che si trova ad affrontare Papa Leone XIV. Mi pare che le premesse siano buone, da come si è presentato, sono impressioni le nostre, non possiamo dire, però il curriculum di una persona così davvero impegnata, abbiamo letto tutti che cosa è stato il suo passato finora, credo che faccia ben sperare, insomma, ecco. E anche i fedeli ripongono nel nuovo pontefice le speranze, soprattutto di pace, in un momento così difficile come questo che stiamo vivendo. Speriamo che sia un buon pastore. Vedendolo, almeno così, sembra che sia valido. Col tempo si vedrà, ma penso che sia adatto. Penso che il nuovo Papa abbia veramente dato l'immagine e detto le parole giuste, perché credo che in questo momento ci sia bisogno di pace per tutto il mondo. Ha un ruolo impegnativo perché il Papa ci rappresenta Dio in terra. E questo ruolo noi dobbiamo riscoprire attraverso lui la fede e incamminarci verso la terra che ci promette.